del Giro d'Italia, l'accuse dell'assessore regionale Donazzane e del consigliere regionale Finco. La Regione ha deciso di investire 360.000 euro per queste 3 tappe del Giro d'Italia. Bassano ha avuto questa fortuna ma non la sta sfruttando al massimo. Noi come Regione crediamo molto in questo territorio, ma l'amministrazione l'ha presa un po' sotto gamba questa iniziativa. Il passaggio del Giro d'Italia rischia di diventare l'ennesima grande occasione sciupata dalla città. È un duplice attacco frontale, quello che muovono tra Regione l'assessore Elena Donazzane e il consigliere Nicola Finco all'amministrazione comunale, tacciata di immobilismo e isolazionismo. Tante, troppe accusano le chance sprecate in questi anni per la mancanza di collegamenti e dialogo con i palazzi veneziani, mentre i rappresentanti bassanesi in Laguna difendevano con successo ad esempio ospedale e sede ARPAV. L'evento in rosa sarebbe l'ultimo caso. Donazzane e Finco denunciano ritardi organizzativi e scarso coinvolgimento del territorio, dopo che il comitato tappa è rimasto improvvisamente orfano dell'ex presidente Luca Maria Kenneth, dimissionario per candidarsi alle elezioni. È un investimento importante che la Regione ha fatto, che avrebbe dovuto trovare la città capoluogo in prima fila nel progettare tutti gli eventi collaterali, invece rischia veramente di farci fare una figura meno bella di quella che Bassano meriterebbe. Una messa per il ritorno della statua della Madonna